È diventata una questione di sicurezza nazionale, tavola rotonda Confindustria e imprese. Stop al credito delle banche, usurai alle porte dei negozianti, allarme di Confcommercio. La Caritas aiuta chi è in difficoltà, ma servono interventi strutturali. Sta bene il neonato abbandonato a Paceco, arriva l'iter per l'affidamento, proseguono le indagini per scoprire chi lo abbia abbandonato. A Messina la giornata del dono, da Lampedusa la provocazione del vice sindaco leghista che vuole spostare la Porta d'Europa a Bruxelles. Hanno proclamato lo stato di agitazione dopo essersi visti ridotto l'orario da 34 a 28 ore, la delusione degli uomini della municipale di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della crisi energetica che è diventata una questione di sicurezza nazionale. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi incontra gli imprenditori agrigentini. Presente alla tavola rotonda anche il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. L'appuntamento si è svolto a Casteltermini. Il nostro direttore Arturo Cantella. Imprese e territorio, e questo è il tema dell'incontro che si è svolto stamani a Casteltermini, che ha visto la presenza del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi in visita in Sicilia in diversi capoluoghi, fatto che non succedeva da tanti anni nella nostra isola. L'iniziativa ha visto il saluto introduttivo del titolare della Joyplast Sergio Messina, azienda presente nell'Agrigentino da oltre 40 anni, quindi l'intervento dell'agrigentino Antonio Siracusa nella sua qualità di vicepresidente di Sicindustria, che ha avuto parole molto forti verso il reddito di cittadinanza, delle competenze degli uffici del lavoro, del fatto che il nostro territorio è carente di infrastrutture e che oggi i costi energetici stanno minando pericolosamente la stessa vita delle aziende isolane che operano in una realtà complessa e difficile, tracciando un quadro dettagliato delle emergenze del territorio al presidente di Confindustria Bonomi. La manifestazione si è conclusa con l'intervento del presidente nazionale di Confindustria Bonomi, che ha fatto un quadro ben preciso delle difficoltà che al momento stanno attraversando le aziende non solo siciliane ma italiane per via del caro costo dell'energia elettrica. E purtroppo ci scontriamo con qualcosa che è stato definito su questo palco ostile, la burocrazia. Una burocrazia folle, una burocrazia che ha degli esempi, e ne cito uno su tutti perché è veramente proprio esemplificativo di come in un momento in cui il Paese sta vivendo una grave crisi, che è quella dell'emergenza energetica, si chiede qual è il colore della nave che deve essere messa a Piombino. E a Piombino, per avere l'ok, ci sarà una commissione di 44 enti. Ecco, io credo che non è questo l'esempio di quello che noi abbiamo bisogno. Non cito voi il CTS, lo conoscete benissimo, ma ci sono tante cose che invece possono aiutare i temi di competitività. Di contribuzione sud, si è citato su questo palco, Industria 4.0, ma ce ne sono tanti altri. E quindi grazie, io vi ringrazio come presidente di Confindustria per tutto quello che fate ogni giorno, con coraggio, perché siete voi, sono gli imprenditori italiani che vi danno la forza tutti i giorni di combattere per difendere l'idea di industria in questo Paese e perché mi rendete così orgoglioso di rappresentarvi, di rappresentare un ceto imprenditoriale che fa dell'Italia la seconda manifattura d'Europa, dietro quella tedesca. Ma io sfiderei gli imprenditori tedeschi a fare secondo nelle nostre condizioni. Se solo ci permettessero di lavorare con le stesse condizioni di competitività che hanno i nostri colleghi degli altri paesi, noi faremmo primo, ma non in Europa. Saranno primi al mondo, perché quando giro l'Italia, ieri, oggi, anche in Sicilia, sentendo le testimonianze dei colleghi, ci sono delle imprese meravigliose, degli imprenditori fantastici, che non si fermano mai, che hanno voglia di investire, che guardano al futuro,
che guardano i propri territori e che purtroppo non vengono capiti da coloro che dovrebbero ascoltarli, perché tutto questo noi non lo facciamo solo per noi, e lo sapete benissimo, lo facciamo per la comunità dei nostri collaboratori, lo facciamo per i territori, lo facciamo per il nostro paese, un paese meraviglioso che noi amiamo. Tutti noi andiamo all'estero, viaggiamo, andiamo magari in aeroporti meravigliosi fatti in marmo italiano peraltro. Poi ritorniamo a casa, arriviamo al nostro aeroporto, non funzionano le scale mobili, non si aprono le porte, ma quando usciamo dall'aeroporto abbiamo di fronte il paese più bello al mondo, che è l'Italia. Bollette, record, stop al credito, usurai alla porta dei negozianti. Il presidente regionale di Confcommercio denuncia il fenomeno a Banca Italia. Alle corde molti piccoli ristoratori. Vediamo. Una spirale innescata da caro energia e stop ai crediti delle banche, una spirale che punta rapida verso l'usura. La denuncia è pesante e fondata su episodi che vedono come vittime tanti piccoli negozianti siciliani che all'ultima bolletta di luce e gas arrivata a settembre non trovano più il modo di pagare. Il presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, ha lanciato l'allarme ai vertici regionali di Banca Italia, Antonio Lonardo e Stefania Passiglia, durante il consueto incontro annuale che serve a fare il punto sull'andamento dei vari comparti economici. Stavolta il vertice è stato tutt'altro che formale. Ho portato in Banca Italia le segnalazioni dei presidenti provinciali e di tanti associati, racconta Manenti. Siamo in una situazione sempre più drammatica, con aziende travolte dal caro energia che trovano le porte delle banche chiuse. Già abbiamo avuto segnali di persone che offrono aiuto a chi non può pagare. Insomma, gli strozzini sono all'opera e soprattutto i piccoli esercizi della ristorazione a conduzione familiare che non possono permettersi di chiudere rischiano di cedere ai richiami. Mentre gli usurai sono a caccia di clienti e la denuncia dei commercianti, le banche hanno chiuso i rubinetti e fra qualche settimana la situazione potrebbe precipitare. Molte delle nostre imprese, spiega Manenti, stanno uscendo dall'alta stagione che le ha portate ad avere una discreta liquidità, ma le bollette di questi mesi le stanno erodendo e ancor di più nei prossimi 2 mesi molti avranno bisogno di credito dalle banche. Proprio le difficoltà dovute al caro energia stanno peggiorando la salute delle imprese, rendendole inaffidabili per il sistema creditizio. Così le banche non concedono prestiti e chiedono garanzie esorbitanti. A un imprenditore della grande distribuzione che ha ricevuto una bolletta da 4 milioni di euro è stata chiesta una fideiussione di 2 milioni. Se le banche non fanno credito è facile che molti cerchino alternative illegali per non chiudere. In Sicilia più che altrove. C'è anche un effetto collaterale della crisi energetica che finisce per colpire le imprese. Ovvero molti per risparmiare hanno disattivato i servizi di videosorveglianza e di allarme, mentre i furti iniziano a crescere proprio a causa della crisi. Ci sono già stati anche a Palermo, conferma Manenti, casi di aziende che hanno dovuto staccare la videosorveglianza e che hanno subito furti e danneggiamenti. Fra usura e furti le imprese si potrebbero trovare assediate, così l'isola rischia un doppio passo indietro, con la criminalità che trova terreno fertile per riconquistare il territorio e le imprese che stanno vivendo una promettente ripresa dopo la pandemia e che hanno traumaticamente frenato la loro crescita, sottolinea Manenti. In questo momento mancano gli interlocutori, i governi nazionale e regionale sono uscenti, ma siamo pronti alla mobilitazione generale nelle prossime settimane. Abbiamo già avuto un incontro online con tutti i sindacati e le altre associazioni datoriali e ci siamo trovati uniti nella necessità di azioni unitarie e forti per chiedere alla politica un rapido impegno su questa emergenza. La Caritas in aiuto a chi è in difficoltà nel pagare le bollette di luce e gas, ma servono interventi strutturali. Vediamo. Noi da qualche anno possiamo dire di lavorare in emergenza più che in situazioni ordinarie, vista la pandemia, poi l'insorgere della guerra in Ucraina che sta portando comunque anche delle conseguenze sugli altri territori e quindi come conseguenza anche il caro bollette. Ma la fotografia che esce in questo momento dalla nostra città, dai nostri territori, è una situazione un po' più aggravata rispetto a quella precedente. Ancora i veri e propri postumi di questa crisi energetica credo che li riscontreremo tra qualche mese, per cui
ci stiamo veramente attrezzando anche con nuove progettazioni per riuscire a far fronte alle tante richieste che sicuramente continueranno a pervenire alla nostra Caritas, ma anche alle Caritas parrocchiali del territorio diocesano. Oltre all'intervento immediato, che non è certamente risolutivo, credo che la Chiesa e quindi anche attraverso la Caritas ha una specifica missione profetica, quella cioè di far sapere alle istituzioni ciò che noi ascoltiamo sul nostro territorio. Tra l'altro l'impegno sinodale di questi anni, in cui Papa Francesco ci sta esortando all'ascolto, quindi allo stile dell'ascolto, credo che ci debba fornire anche la possibilità di immagazzinare ciò che la gente ci racconta per poterlo poi presentare in maniera strutturata alle istituzioni, e in questo Caritas Italiana ha veramente un grande impegno, e Caritas Italiana al vertice si mette in ascolto anche delle Caritas diocesane, una cosa che mi costa personalmente, anche circa alcuni interventi che Caritas Italiana è chiamata a presentare alle istituzioni governative. Una soluzione immediata non la trovo, cioè non ce l'ho a portata di mano, ma credo che i territori, quindi le realtà territoriali come le parrocchie, i centri di ascolto parrocchiali, hanno un grande partner che è la Caritas diocesana, per cui tenteremo di rispondere quanto più possibile alle richieste che verranno dalle varie zone, soprattutto dalle zone periferiche della nostra diocesi. La verità sul neonato abbandonato a Paceco, in provincia di Trapani, dentro un sacchetto di plastica. Poche ore dopo la nascita potrebbe emergere dalle telecamere di videosorveglianza di un privato cittadino. Quel giorno 3 automobili sono passate dalla strada sterrata che porta al luogo del ritrovamento del piccolo Francesco Alberto. Nelle prossime ore i titolari dei mezzi saranno identificati e convocati al comando provinciale dei Carabinieri, che sta svolgendo le indagini su mandato della Procura di Trapani. È il punto di partenza per risalire all'identità della madre del piccolo, di chi lo ha lasciato nel campo incolto. Un'indagine ostacolata dalla scarsa qualità delle immagini acquisite dai Carabinieri. La connessione della rete internet delle telecamere era altalenante, ci sono buchi anche di 1 ora e mezza. A ogni modo gli investigatori sono riusciti a risalire alle targhe di 3 automobili passate poche ore prima del ritrovamento del piccolo. Il suo vagito alle 17:30 di martedì è stato avvertito da una coppia di anziani proprietari di un terreno agricolo che hanno allertato il 118 e i Carabinieri. Francesco Alberto, così è stato chiamato dai medici dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, in omaggio al santo patrono d'Italia e al vicebrigadiere che lo ha scortato fino al pronto soccorso, sta bene. Ha passato la sua seconda notte dentro una culletta termica della terapia intensiva neonatale, dove resterà ricoverato ancora qualche giorno per ulteriori accertamenti. Pesa 3 kg ed è lungo 50 cm. Continuano a venire in ospedale a chiamare da tutta la Sicilia per sapere come sta, come fare ad adottarlo e per portare giocattoli e vestitini, dice Simona Laplaca, primario del reparto, dove il piccolo è già diventato il beniamino di medici ed infermieri. Del caso si stanno occupando i servizi sociali e il Tribunale dei minori di Palermo, che ha già avviato l'iter per l'affidamento. Le condizioni del bambino, dice la dottoressa, sono buone, ha solo qualche eritema sul volto e sulle gambe dovuto all'esposizione al sole. È un bambino forte e vivace, ha solo bisogno di una famiglia che si prenda cura di lui a tempo pieno. Indumenti per i migranti che sbarcano e alimenti per i poveri. A Messina l'iniziativa Donare oltre gli schemi. Vediamo. Sono delle iniziative assolutamente concrete e che rispondono a quelli che sono i bisogni del nostro territorio. La nostra è una città di sbarchi, li viviamo costantemente e sono sempre più in aumento. L'iniziativa di oggi serve proprio per risolvere quella che è un'emergenza concreta di molti migranti che arrivano e hanno necessità di avere dei cambi, perché purtroppo i loro vestiti molto spesso sono bagnati. Noi ci siamo trovati molto spesso in nottata ad affrontare delle situazioni anche complesse, con numeri anche
rilevanti di persone che avevano necessità di vestiti, e da qui nasce questa iniziativa sposata da Benefit, che è il motore, che naturalmente ha un ruolo diciamo, molto importante e incisivo in tutta l'iniziativa, e che soprattutto che attraverso anche il riciclo di quelli che sono gli abiti che vengono utilizzati. Quindi sarà realizzata questa emergency bag da donare al momento in cui i migranti arrivano nel nostro territorio, con il supporto anche della Caritas, che fornirà anche un kit di prima necessità. In più c'è un'altra social bag che sarà realizzata, la borsa materialmente da Benefit, e sarà arricchita con i doni di genere alimentare che metteremo all'interno e che sarà distribuita dalla Messina Social City e dagli enti del terzo settore. Quindi dei gesti concreti in un momento in cui anche la nostra città soffre terribilmente e c'è tanto bisogno di aiuto. Ecco, è sempre poco quello che si fa nonostante tutto, perché le emergenze sono sempre maggiori in un periodo particolarmente complesso. Purtroppo il caro bolletta ha modificato la vita un po' di tutti noi, anche perché per tutti è diventato particolarmente oneroso e difficile sostenere quelli che sono i costi. Lo vediamo costantemente con le attività commerciali che sono costrette a chiudere, quindi anche delle attività produttive sono colpite direttamente, e ancora di più le famiglie che hanno necessità di pagare le bollette, perché la luce naturalmente costituisce e il gas sono dei beni primari, ma allo stesso tempo devono soddisfare delle esigenze anche primarie che sono alimentari. Naturalmente le politiche devono sicuramente partire a livello nazionale, perché ci vuole sicuramente una riduzione, un blocco anche di quello che è il costo del gas e dell'energia. Noi nel nostro territorio faremo delle azioni concrete per far sopportare in questo periodo quello che è i costi aggiuntivi che le nostre famiglie devono supportare, però è chiaro che gli interventi più incisivi devono essere fatti a livello nazionale. Parliamo adesso del fotomontaggio pubblicato dal vice sindaco leghista di Lampedusa Attilio Lucia. La Porta d'Europa su un camion via dall'isola è spostata a Bruxelles. Vediamo. La Porta d'Europa, simbolo dell'accoglienza e omaggio alle vittime del Mediterraneo, caricata su un camion diretta a Bruxelles. Il post a 10 giorni dal voto dall'idea del clima che cambia lo pubblica sulla sua pagina Facebook il vice sindaco di Lampedusa, il leghista Attilio Lucia, che a maggio è stato eletto alle comunali nell'isola, che Matteo Salvini ha visitato decine di volte chiedendo il ripristino dei decreti sicurezza. La comunità lampedusana non ha bisogno di quel monumento per ricordarsi della tragedia che si vive ogni giorno nel Mediterraneo, dice Lucia, che si augura che Salvini torni ministro dell'Interno. L'unico ad aver fermato gli sbarchi. La difesa dei confini deve tornare a essere una priorità della politica. L'Italia torni a far sentire la sua voce in Europa e pretenda un'assunzione di responsabilità collettiva, perché contro le stragi del Mediterraneo non bastano i concerti e le frasi di circostanza, servono i fatti, e se l'Europa non risponde si porti lì la Porta d'Europa di Lampedusa. Lucia il 3 ottobre, alle celebrazioni dell'anniversario di quella che è stata la più grande strage dei migranti nel Mediterraneo, non c'era. Una pagliacciata, la solita passerella, i morti si ricordano in silenzio e pregando, non con concerti e balli in giro per le strade. Invece che musiche e danze servivano una messa, una veglia, una fiaccolata per ricordare quel dolore e dire che Lampedusa non vuole più riviverlo. Il 3 ottobre nel 2013, davanti alle coste dell'isola di Lampedusa, persero la vita 368 persone tra uomini, donne e bambini. Lucia ha rilanciato così col suo post la provocazione del sindaco Filippo Mannino, che davanti al presidente della Camera Roberto Fico aveva detto che la Porta d'Europa doveva traslocare a Bruxelles, all'ingresso del Parlamento europeo, perché l'immigrazione è un problema europeo e esige una risposta europea. Ad Agrigento è stato ridotto l'orario di lavoro da 34 a 28 ore settimanali ai vigili urbani ex contrattisti con contratto a tempo indeterminato part-time. Loro adesso sono in stato di agitazione. In una lettera inviata al sindaco, al dirigente della Polizia Municipale e per conoscenza al prefetto hanno scritto: d'ora in avanti non aderiamo più allo svolgimento di straordinari né tantomeno di progetti obiettivo. Il lavoro di agenti di polizia locale non può essere svolto ad un orario ridotto a 28 ore settimanali.
In realtà il tavolo di oggi, che riteniamo possa essere un punto di partenza importante, è che noi come sindacato dei balneari abbiamo fortemente voluto, e ci soddisfa il fatto che l'amministrazione comunale ci abbia accontentato nella tempistica, perché avevamo chiesto che non si verificasse più quello che si è verificato questa estate, allorquando l'amministrazione comunale ha di fatto cambiato le regole del gioco in corsa a stagione balneare iniziata. Questo non è ammissibile, quindi abbiamo chiesto al sindaco e all'amministrazione comunale già per tempo, quindi già da quest'autunno, di poter ragionare assieme su quelle che debbono essere le regole per la gestione delle attività balneari, ma soprattutto le attività complementari alla balneazione, che sappiamo sono quelle che poi determinano un impatto ambientale maggiore sulla popolazione e sulla comunità. Che estate è stata e c'è stata davvero la ripresa tanto auspicata in questa stagione 2022 dopo 2 anni di restrizioni? No, non c'è stata, dal punto di vista economico-finanziario non c'è stata questa ripresa, questo ci dicono i numeri. Certo c'è stato il fatto che ci sia stato un movimento libero da parte dei cittadini, delle famiglie e quindi dei turisti, ha aumentato gli ingressi, soprattutto nei fine settimana all'interno degli stabilimenti balneari, però evidentemente le difficoltà reddituali delle famiglie, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, hanno determinato di conseguentemente un calo del fatturato. Insomma, un settore che rischia, guardando in prospettiva alla luce anche della crisi economica e di quanto sta accadendo. Ma noi da tanti anni che siamo un settore in trincea, ma anche per questioni di carattere normativo, attualmente le nostre concessioni scadranno nel 2023, il prossimo anno, quindi abbiamo un orizzonte imprenditoriale molto breve, quindi questa è la nostra prima preoccupazione. Poi chiaramente c'è un contesto economico generale che non ci favorisce, come non favorisce tantissime attività imprenditoriali, produttive, del commercio e soprattutto nel turismo, e quindi cerchiamo di capire di come la pubblica amministrazione, il governo, la regione e anche questo comune possa dare una mano non soltanto al nostro comparto economico, ma un po' a tutta l'attività imprenditoriale, per cercare di rimanere in piedi in questo momento, perché è la cosa principale. Torna a Palermo la targa Florio Classica, 170 equipaggi di 17 nazioni, appuntamento dal 13 al 16 ottobre. C'è il servizio. La targa Florio è una sintesi mirabile di tutto questo. Ha segnato un'epopea di grande successo e di grande affermazione della terra di Sicilia e della provincia di Palermo. Ha nel tempo avuto l'onore di accogliere la grande crema internazionale dell'automobilismo competitivo. Oggi in quella memoria, che non è ricordo sterile ma è riattualizzazione di una grande classica, diciamo, si promuove la nuova edizione della targa Florio storica. La targa Florio, come ha detto giustamente il sindaco La Galla, è una storia veramente eccezionale. Credo che nel motorismo mondiale, nel motorsport mondiale, sia un unicum che, vi posso dire con orgoglio, l'Automobile Italia ha salvato nel 2013, perché era destinata a finire la storia della targa Florio. Noi ci siamo accollati l'onere di sostenerla in tutti questi anni, abbiamo mantenuto quindi questo fil rouge che parte dal 1906 e arriva ai giorni nostri. Abbiamo anche inteso investire una cifra importante nell'acquisto del marchio per dare continuità, visto che l'Automobile di Palermo non ha le condizioni di poter sostenere quest'onere. Noi abbiamo preso l'onere, ma soprattutto l'onore, di poter continuare diciamo, senza soluzioni di continuità e poter guardare al futuro con tutto l'impegno che un ente come l'ACI, che è federazione sportiva e che è custode di tutto questo. Che la targa non sarà mai portata a Roma, la targa è a Palermo e resterà a Palermo. Vogliamo dare continuità, un futuro. Noi siamo la federazione sportiva, abbiamo un anno di più della targa Florio, siamo un poco più grandi della targa Florio, ma il nostro desiderio è quello che anche dopo di me chiunque ci sarà dovrà curare la targa Florio, perché è diventato un patrimonio dell'ACI, ma la targa resterà a Palermo. L'organizzatore
sarà sempre l'Automobile Club di Palermo, noi daremo le risorse perché l'Automobile Club di Palermo possa continuare a svolgere il proprio ruolo. È secondo me una delle cose più appassionanti che possa esistere nel mondo. Io giro molto il mondo e frequento ovviamente molti appassionati di auto storiche, tutti hanno o l'hanno fatto o hanno il sogno di fare la targa Florio Classica e quindi diciamo, sappiamo di avere questa possibilità di far crescere ulteriormente questo ricordo di un passato straordinario, però il problema delle strade esiste. Non c'è dubbio, ancora una volta l'Università di Palermo è parte istituzionale ma anche logistico di questa importante manifestazione e per noi è una straordinaria occasione di terza missione, cioè cerchiamo di far conoscere alla comunità accademica, ma non solo, ma anche alla gente di Palermo, attraverso una manifestazione che attrae inevitabilmente, perché le macchine storiche sono di tale bellezza che naturalmente saranno un punto di attrazione fondamentale, quello che si fa dentro la cittadella universitaria. Quindi speriamo un'affluenza di pubblico importante, tale da poter far conoscere i nostri ambienti, i nostri luoghi di lavoro e creare quell'osmosi tra università e città che riteniamo fondamentale. L'università non deve essere immaginata come una struttura chiusa, una rocca eburnea che serve soltanto agli specialisti e agli addetti ai lavori, ma è anche un posto frequentato dalla città con un fare amichevole, dove il fare amichevole si traduce poi in divulgazione. E in realtà la divulgazione della scienza, della cultura, è uno degli obiettivi che ci proponiamo di fare in questa missione, ritenendola importante come la ricerca e come la didattica. Effettivamente questa gara negli ultimi 11 anni è stata ospitata all'interno dell'Università di Ingegneria, riteniamo che sia un bel nesso tra il mondo dei motori e proprio la parte del museo dei motori. Quest'anno addirittura i concorrenti, quando faranno le verifiche sportive antegara, come sa il professor Genchi, che è ovviamente il nostro continuamente sollecitato da noi, le faranno in una zona dove proprio saranno circondati dai motori. Perché? Perché è bello, perché la gara ha una partecipazione, come diceva prima il Presidente Sticchi Damiani, di 170 vetture, ma ci tengo a sottolineare che il 40% degli equipaggi in rappresentanza di 17 nazioni e 3 continenti appunto sono stranieri. La gara si svolgerà il giorno 12 e il giorno 13 con le verifiche presso l'università e poi 14 e 15 ci saranno le 2 tappe che porteranno alla definizione della classifica della gara. Una classifica che sarà importantissima perché la targa Florio Classica è l'ultimo appuntamento del campionato italiano grandi eventi, un campionato che sembrava chiuso prima del trofeo Nuvolari, ma purtroppo un pilota siciliano che era in netto vantaggio sugli altri, che si chiama Di Pietra, ha avuto un guasto meccanico, si è fermato e quindi gli altri gli si sono avvicinati molto, per cui questa gara deciderà il campione italiano 2022. Tantissimi top driver verranno, e per la qualità della gara e perché poter iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Targa Florio è una cosa che chiaramente dà grandissimo prestigio. Calcio, arriva un pareggio per il Licata che con uno 0-0 conquista un punto. Arturo Cantella. Primo punto stagionale per il Licata Calcio che trova il pareggio sul campo della Maraglianese. La squadra di Pippo Romano in Sicilia con un risultato positivo muove così la classifica dopo un avvio difficile e 3 sconfitte consecutive. Domenico Aldino Liotta arriva in Locri, vediamo le migliori azioni in una sintesi della partita. Stadio Santa Maria delle Grazie di Marigliano, quarta giornata nel girone I di Serie D, Licata di mister Romano ancora a 0 punti in classifica, ma reduce dalla convincente prestazione nell'ultimo turno al Dino Liotta di Licata contro la corazzata Catania, rende visita alla compagine napoletana. Reduce dal pari al Corrado Alvaro di San Luca, saranno gli ospiti a gestire il primo possesso e attaccare a sinistra verso destra i vostri videoschermi. Prima occasione importante di marca locale però dopo 2 giri di lancette con
L'azione sviluppata tutta in verticale sul binario mancino con Costa che scappa via il diretto marcatore, serve Di Dato che carica il destro, non inquadra lo specchio della porta, difeso da Valenti. 10 minuti più tardi ancora Mariglianese è pericoloso, sempre con il proprio numero 9 Di Dato, servito da Maidana. Il suo mancino viene neutralizzato da Valenti in tuffo. Al giro di boa della prima frazione di gioco però a farsi notare è anche il Licata con il pallone che giunge sui piedi di Rotulo, che sfrutta la sponda di Ouattara, testa i riflessi da parte di Lesta, che con la punta dei guantoni riesce ad alzare in corner al 26esimo. Pino sulla destra spinge fino all'area di rigore e mette dentro per Ouattara che calcia altissimo. Ultima emozione della prima frazione di gioco poco dopo la mezz'ora, con Maidana che riesce a servire il compagno di squadra a Costa, palla ancora per Di Dato che scuscia via. Provvidenziale l'intervento in stirata da parte di Giulio Orlando. Termina così la prima frazione di gioco, risultato ad occhiali allo stadio Maria delle Grazie di Marigliano. Passiamo allora con le immagini a cura di Videonola, il film della ripresa. Nessun cambio fin qui né da parte di mister Romano né invece da mister Senigalliesi. Licata che parte bene nella seconda frazione di gioco e dopo 3 giri di orologi si rende pericoloso. Tutto parte dai piedi di Rotulo che allarga a destra lì dove sale l'under di mister Romano Pino. Dopo una buona transizione offensiva, il cross velenoso per la testa di Minacori che trova la deviazione sul primo palo, non il bersaglio grosso. Ancora Licata pericoloso al minuto 56. Minacori l'assistenza per Frisenna, prova a caricare il destro a salve in 2 tempi, fa suo il pallone. Lesta al 65esimo, azione corale da parte della Mariglianese che si distende sul binario mancino. Maidana calcia dal limite dell'area di rigore, reclama un possibile tocco con le mani da parte di Orlando, lascia proseguire giustamente il direttore di gara. 5 minuti più tardi Balde, subentrato a Ouattara, serve dentro per Minacori. Minacori col mancino debole e deviato, il suo tentativo facile preda da parte di Lesta. 5 minuti più tardi Balde serve la corrente Orlando, palla allargata dalle parti di Marcellino, tentenna un po' poi larga per Rotulo, pensa al tiro, trova solo l'esterno della rete. L'ex San Cataldese continua a spingere a un paggio di mister Romano che vuole trovare i primi 3 punti della stagione. Sponda di Minacori per Balde che salta un avversario, ne salta un altro, entra in area di rigore, spara alle stelle. Aliou Balde fallisce il colpo del KO. Risponde la Mariglianese con questo tentativo beffardo di Costa, non perfetto stilisticamente valente ma efficace quanto basta ad evitare una rete che avrebbe avuto il sapore della beffa. Triplice fischio al Santa Maria delle Grazie, 0-0 tra Mariglianese e Licata. Muove la classifica alla compagine di mister Romano, dà continuità ai propri risultati quella napoletana. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.